Quarta corsa, una prova per 3 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera. Sono in 8 dietro le ali della macchina in una corsa decisamente di ottima qualità. Sono in 8 dietro la macchina. All'1 il Fuego Vit, Massimiliano Romanelli, 2 Eolo OP, Enrico Bellei, 3 Einstein Grad Alberto Garruto, 4 Elon Mail, Sandro Miraglia, 5 Excelsior, Lorenzo Baldi, 6 Etrusco Cla, Michele Raimo in seconda fila, 7 Esteban, Carmine Piscoglio, 8 Eclissi BFC, Manuel Pistone. Macchina che prende velocità e li lancia con veloce Einstein Grad che cerca di contenere Etrusco Cla, che è il più veloce di tutti al largo. Etrusco che cerca la conversione allo steccato, passa nei confronti di Einstein Grad. Alla corda c'è il Fuego Vit, al largo prova a insistere anche Elon Mail, con in vantaggio Etrusco Cla, che lascia il via libera a Einstein Grad, che passa a condurre dopo 300 metri di corsa. C'è stata un po' di spesa per andare al comando per Einstein Grad, che è passato 29,4 per i primi 400 metri di corsa. Al largo è rimasto Elon Mail, che vorrebbe sistemarsi allo steccato, rimane però aria in faccia, mentre c'è la rottura di Eclissi BFC. 44,4 per i primi 600 metri di corsa da parte di Einstein Grad, che ha preso di buona lena l'iniziativa e mantiene un paio di lunghezze nei confronti di Etrusco Cla, che lo segue in seconda posizione, costretto di fuori Elon Mail, poi ancora il Fuego Vit, la seconda pariglia per Eolo OP, terza pariglia a largo per Esteban, chiude in coda Excelsior. 29,9 anche il secondo quarto di gara, si completa la metà del percorso in 1,14,4. Guida sempre a grande ritmo Einstein Grad, che precede Etrusco Cla secondo, prova a scavalcarlo Elon Mail, in mezzo alla pista si lancia Eolo OP. A un giro dalla fine Einstein Grad prosegue in evidenza, ancora un paletto in 29,9, c'è 1,29,2 per i primi 1200 metri di corsa. Einstein in vantaggio, Elon Mail che è sceso secondo avanti Etrusco Cla, di fuori c'è Eolo P che si porta in scia Esteban. La piegata di destra passata in 15,2 da Einstein Grad, che continua netto in evidenza nei confronti di Elon Mail, non progredisce Eolo P, si lancia in mezzo alla pista dall'ultima posizione Excelsior, quando siamo al miglio di gara, che viene passato al battistrada in 1,58,7. Einstein Grad in fuga da Elon Mail ed Excelsior, che si è messo in moto da molto lontano, allunga Einstein Grad che guadagna un'altra lunghezza Elon Mail, che è insidiato da Excelsior. La retta d'arrivo per Einstein Grad, che è isolato in avanti, deve fare gli ultimi 180 metri. Einstein in vantaggio, Elon Mail che prova a tornare al largo Excelsior. Einstein Grad che ha spento i motori, Einstein Grad che vince nettissimo nei confronti di Elon Mail. Al terzo posto Excelsior, 33 ad arrivare, 1,14,6 il doppio chilometro di Einstein Grad. Alberto Garruto che guida alla perfezione il portacolori della scuderia Roberto, allenato dal team Elert. Terza vittoria consecutiva per Einstein Grad, in bellissimo stile, in percorso di testa, facile. Vincitore, lo rivediamo nelle immagini, tutta la retta d'arrivo fatta ormai a fermare. Frusta in spalla per Alberto Garruto, che controlla fin sul palo. Vittoria semplicissima per Einstein Grad. Alberto Garruto, il team Elert, colori della scuderia Roberto.